Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la trasmissione dedicata interamente al calcio dilettantistico siciliano, i campionati che vanno dalla Serie D sino alla prima categoria. Oggi una puntata particolare perché possiamo subito già inquadrare la nostra tribunetta, perché insieme alla nostra penaltina Federica Di Benedetto abbiamo la squadra Juniores del Città di Mascalucia che matematicamente ha raggiunto i playoff per quanto riguarda appunto la categoria giovanile della Juniores. Un in bocca al lupo ragazzi, fatevi un applauso perché siete stati veramente molto bravi, anche se ancora il campionato importante, quello dei playoff, deve iniziare. Più tardi ci raggiungerà anche il mister Giuseppe Tricomi appunto della squadra della Città di Mascalucia. Alla mia sinistra, in uno studio assolutamente un po' cambiato rispetto alle settimane scorse, abbiamo il presidente del Città di Catania, Paolo Pinazzo. Presidente, buonasera, ben trovato. Grazie. Si vive una bella atmosfera, siete al secondo posto, ancora campionato apertissimo direi, giusto? Speriamo. Parliamo chiaramente del campionato di prima categoria, un campionato dove in testa abbiamo ormai dall'inizio del campionato il Trecastagni e abbiamo il bomber del Trecastagni, Cosimo Montalto. Ciao Cosimo, ben trovato. Ben trovato anche a te. È stata una stagione importantissima quella tua personale, perché dopo l'infortunio sei ritornata alla grande, stai guidando questo Trecastagni, penso anche verso categorie che competono, no? Ma direi che il campionato è abbastanza difficile, quindi uno dice scende di categoria, però adattarsi alla categoria non è mai facile. Vincere è sempre molto difficile. È sempre difficile, questo sì è vero. Certo. Salutiamo in postazione e commento tecnico il nostro Carmelo Puglisi, con lui chiaramente subito andremo ad affrontare il campionato di Serie D, però prima devo salutare, perché ancora ufficialmente non l'ho fatto, la nostra unica penaltina della puntata, ovvero Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Buonasera e ben ritrovati. Sei in mezzo a tanti dei bei ragazzi, anche se sono giovanissimi. E vabbè, succede. Allora, subito insieme a Federica con i risultati del campionato interregionale. Oggi si è giocata la nona giornata di ritorno, oggi domenica 9 marzo 2014. Guardiamo i risultati, poi la classifica e poi successivamente il commento tecnico, oltre quello dei nostri ospiti, anche di Carmelo Puglisi. Torricuso Battipagliese 1-0. Rende Comprensorio Montalto 1-0. Agrigas Interreggio 1-1. Città di Messina Licata 1-1. Savoia Noto 3-1. Due Torri Nuova Gioiese 1-1. Agropoli Orlandina 4-1. Cavese Vibonese 3-0. In classifica sottolineiamo l'ennesima vittoria del Savoia che allunga sempre di più in classifica nei confronti di un Agragas fermato in casa dall'Interreggio. Guardiamo la classifica al completo. Savoia 64 punti. Agregas 53. Agropoli 45. Battipagliese e Torrecuso 44 punti. Cavese 42. Nuova Gioiese 40. Noto 35, Interreggio e Pomigliano 34 punti, Comprensorio Montalto 33, Orlandina 31, Due Torri 30, Vibonese 26, Città di Messina e Rende 25 punti, chiude la classifica Licata a 13 punti. Ricordiamo che in questa classifica la Cavese, l'Interreggio, la Battipagliese hanno un punto di penalizzazione, il Licata 3 punti di penalizzazione. Come tutti sanno, il Ragusa ha rinunciato dopo la quarta rinuncia ufficiale a proseguire il campionato. Diamo anche modo di conoscere il tabellino della prossima settimana, si giocherà la 10ª giornata di ritorno, domenica prossima 16 marzo 2014. Eccolo qua il tabellino: Interreggio Agropoli, Licata Agragas, Noto Pomigliano, Orlandina Cavese, Nuova Gioiese Città di Messina, Comprensorio Montalto Due Torri, Battipagliese Rende, Vibonese Savoia. Il Torrecuso giustamente riposa perché il Ragusa è stato escluso in automatico nel campionato. Allora, a questo punto diamo subito parola a Carmelo Puglisi, il commento tecnico, e poi sentiamo anche il parere dei nostri ospiti in studio oggi.
Diciamo che su questo campionato di Serie D non è rimasto granché da dire, solo che il Savoia allunga ancora il proprio vantaggio, adesso sono 11 punti di margine sull'Agregas, a questo punto si aspetta solo la matematica a 9 giornate dalla fine ed è un girone E di Serie D che si contraddistingue anche per il rendimento tutto sommato mediocre di tutte le siciliane. L'Orlandina ha perso male con l'Agropoli, il Due Torri non sfonda in casa con la Nuova Gioiese dovendosi accontentare del pareggio, male anche il Città di Messina che pareggia in casa al Celeste 1-1 con il Licata che sta continuando a onorare il campionato nonostante non abbia più nulla da chiedere allo stesso. E va sottolineato che oggi, guardando la griglia dei play-out, Ettore, se finisse oggi il campionato a 9 giornate dalla fine, tutte e tre le squadre messinesi, Orlandina, Città di Messina e Due Torri, farebbero i play-out, senza contare che Ragusa si è ritirato e anche il Licata retrocederebbe direttamente. Di fatto un quadro abbastanza sconfortante per il calcio, direi. sconfortante per il calcio siciliano. Drammatico proprio perché insomma perdere queste squadre anche nel campionato di interregionale fa molto male proprio per tutto il movimento calcistico. Sentiamo un po' anche il parere del presidente. C'è il rischio, Paolo perdonami, Pinazzi. Ettore, parentesi, noi rischiamo di fare 4 retrocessioni su 4. È questa la cosa più brutta. Nel frattempo facciamo vedere anche la classifica per dare modo anche al presidente di dare un quadro più completo e soprattutto insomma sentire anche la sua, perché è quasi un fallimento del calcio siciliano, a parte insomma l'isola felice Akragas e in un certo senso anche il campionato positivo del Noto. Ma come ben si vede dal girone dell'interregionale, Ragusa già è andato da molto tempo, purtroppo il calcio siciliano, soffre. ma più che soffre, stiamo vivendo dei grossi, Eccola qua la classifica. stiamo vivendo grossi problemi, lo vediamo anche nei campionati di Serie A, Certo. togliendo il Catania che secondo il mio modesto parere ormai ha poco da dire. Un po' di pessimismo, Sì, si vede, non riuscendo a vincere ieri contro il Cagliari. È vero, Cioè, soffriamo. Vediamo che da Roma in giù l'anno prossimo rimarrà soltanto il Napoli. Certo. Dopodiché, e vediamo anche che le nostre squadre purtroppo Anche nei campionati di stendano. dilettantistici Pensavo all'inizio se la contendessero il Savoia con l'Agragas, ma poi abbiamo visto che La ha differenza di mollato. valore comunque è considerevole. Sicuramente, però voglio dire anche l'Agragas, parliamo di un capoluogo di provincia, una città per cui credevo Sì. potesse E invece dire la poi le sua, cose invece sono andate in maniera speriamo diversa. che vada bene nel discorso dei playoff. È perché- vero. Cosimo, invece il Due Torri posizionato insomma in una situazione non certamente positiva, tu hai avuto un'esperienza nella squadra messinese, come pensi possa affrontare questa parte finale del campionato la squadra messinese? Ma la squadra messinese insieme all'Orlandina sono due squadre che sono a 5-6 km di Sì. distanza, quindi alla fine possiamo capire che non è che c'è tutto questo blasone di società, quindi alla fine Potrebbe io anche spero che una si retrocessione possano... non sarebbe un dramma. Allora. Sì, però in quei paesi è bello perché ci tengono parecchio, hanno il paese che ci sta dietro, quindi ormai più in Sicilia soprattutto, per questo vediamo che in eccellenza ormai le squadre sono allo sbando. Sì, è vero, è stato un campionato abbastanza ingarbugliata. Tra Orlandina e Due Torri, chi potrebbe farcela però? Forse per tasso tecnico più l'Orlandina, Sì, credo, sì, penso di sì, anche perché all'inizio stagione hanno fatto un gran organico, Sì. quindi alla fine penso che saranno loro a riuscire a salvarsi. A salvarsi. Anche se Anche intervengo, il Due Torri ho letto che non è mai retrocesso. Non è mai retrocesso, è vero. Nelle sue stagioni calcistiche non è mai retrocesso. È anche quindi- vero che parliamo adesso di un campionato un po' più impegnativo Sicuramente, dal punto di vista tecnico, però- anche dal punto di vista economico, perché un interregionale è Dico- sempre un interregionale. Sì, 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 però dico, ha questo piccolo È vero, è punto vero. a suo favore. È vero, è vero. Carmelo, per chiudere sul campionato interregionale, chi pensi che possa salvarsi a questo punto? Perché viene un po' spontaneo pensare che l'Orlandina sembrerebbe la più avvantaggiata tra le siciliane a salvarsi. L'Orlandina, come diceva Cosimo, ha l'organico, però in un ipotetico qualora dovesse affrontare ad esempio il Rende sarebbe complicata. Io temo purtroppo insomma che il rischio, ripeto, che ci siano 4 retrocessioni siciliane su 4 sia molto alto, e anche il fatto di classificarsi sestultimi, il Rende
e forse fra le 4 contendenti quella che già sa di dover fare i play-out, quindi sarebbe un brutto cliente. È anche un po' più mentalizzata. Esattamente, quindi bisogna stare molto attenti. È vero che l'Orlandina ha forse l'organico più competitivo delle 4 squadre che probabilmente faranno i play-out, però saranno 2 gare estremamente insidiose. Io, ripeto, vedo una situazione particolarmente critica per tutte e 3 le siciliane, per l'Orlandina, per il Due Torri e anche per il Città di Messina, che quest'anno ad esempio non ha fatto vedere un cattivo calcio, anche specie dopo il cambio in panchina con l'avvento di Panarello come allenatore, però ha sciupato troppi punti e non c'è quel quid in più, quella determinazione che ti può consentire. Chiaramente quando parliamo di 4 squadre siciliane parliamo delle già 2 retrocesse, Ragusa e Licata, le altre 2... Le altre 3 che disputeranno poi i play-out, a me non sono clamorose sorprese. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, dalla Serie D sino alla prima categoria, una prima categoria che con questa domenica insomma si è riposata per la 3ª settimana di seguito. La settimana prossima finalmente si ritorna in campo, per la gioia anche del presidente insomma, del Città di Catania, che finalmente insomma, tenterà questo famoso aggancio con la Città di Valverde. Campionato sempre molto difficile, giusto Presidente? Quest'anno purtroppo si sono trovate 4-5 belle realtà nel campionato, nel girone. Una lotta continua partita dopo partita. Sì, fino al girone di andata le contendenti erano 5, cioè noi, il Valverde, il Randazzo, il Paternò, il Mascalucia stesso, poi sia il Mascalucia... Qualcuno si è perso per strada. Un po' hanno allentato, per cui è stato, diciamo, siamo rimasti in 3 le squadre. Voi, Città di Noi Valverde avanti, e Città di Randazzo e il Valverde, poi un nostro svarione dopo la sosta. Quindi dopo la sosta è pericoloso ritornare in campo, per ma noi, questo penso per tutti. Sì, sì, per noi è stato deleterio proprio, a prescindere che ci sono state cose che a me danno fastidio, perché prendiamo il San Giovanni La Punta, che con noi ci ha dato fatto una parte di campionato importante, dopodiché hanno mollato. Alla seconda di ritorno la squadra si è disintegrata. Non esisteva più. Cioè di fatto con le altre squadre, con le nostre contendenti, viene un po' falsato. Con noi sono riusciti, bravura loro, certo, a fermarci in casa con un pareggio, e poi nelle altre gare non si sono neanche presentate. Vero. Questo problema non l'ha avuto il Trecastagni. Adesso voglio fare un'altra appendice legata sempre al campionato di prima categoria, dato che abbiamo Cosimo Montalto. 3 settimane di pausa, cioè vi siete allenati con la stessa intensità, insomma credo che non sia proprio la stessa rispetto a quando uno deve preparare una partita domenicale. Guarda Ettore, ancora il campionato non è chiuso, anche perché mancano 4 partite e siamo a 7 punti di distanza. Quindi tutto sta alla prossima partita che andiamo a giocare fuori e speriamo di festeggiare in casa la successiva contro il Giardini. Io onestamente non sono d'accordo con Cosimo, perché secondo me Cosimo nel vostro girone il campionato è finito nel momento in cui la Russo è andata a vincere a Calatabbiano. Nel momento in cui il Calatabbiano ha perso in casa gli è mancato e lì hanno perso altri punti. Ragazzi, vi state anticipando tutti i temi della prima categoria, ci bruciamo poi la presenza dell'ospite, però è giusto quello che hai detto Carmelo, effettivamente dopo quella vittoria... Lui giustamente fa bene, perché Cosimo è nel calcio da tantissimi anni e sa cosa si deve dire, sa come deve tenere un po' sulla corda i compagni, però un capitano vero. Oggettivamente. Bene, parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo subito naturalmente insieme alla nostra Federica, parliamo dell'11ª giornata di ritorno, campionato di eccellenza Girone A, oggi domenica 9 marzo 2014. Federica. Parmonval Alcamo 2-2. Rocca di Caprileone Atletico Campofranco 0-0. San Sebastiano Camarat 0-2. San Giovanni Gemini Leonfortese 1-2. Sera di Falco Mazzara 2-2. Sport Club Marsala Profavara 1-0. Riviera Marmi Raffadali 3-3. Folgore Selinunte San Cataldese 1-5. Ennesimo cambiamento in testa per quanto riguarda questo girone A del campionato di eccellenza. La Leonfortese con questa bella vittoria fuori casa balza al primo posto, è una doppia soddisfazione per Gaetano Mirto che festeggia appunto il primo posto e festeggia anche l'ingresso al supercorso di Coverciano, quindi un in bocca al lupo particolare a Gaetano Mirto. Guardiamo la classifica completa.
Leonfortese 50 punti, Alcamo 49, Camarat 48, Parmonval e Serra di Falco 45 punti, Riviera Marmi e Marsala 43, Atletico Campofranco 40 punti, San Cataldese 34, San Giovanni Gemini e Rocca di Caprileone 33 punti, Mazzara 30, Profavali 28, Raffadali 26, Folgore Selinunte 14, chiude la classifica San Sebastiano a 9 punti. A questo punto diamo anche lettura del tabellino della prossima domenica, si giocherà la 12ª giornata di ritorno, anche questa sarà una domenica importantissima. Guardiamo il tabellino, questi gli incontri: Leonfortese Folgore Selinunte, Atletico Campofranco Parmonval, Alcamo Riviera Marmi, San Cataldese Rocca di Caprileone, Mazzara San Sebastiano, Camarat San Giovanni Gemini, Profavara Serra di Falco ed infine si chiuderà con Raffadali Sporting Marsala. Allora Carmelo, è la dimostrazione che questo girone A è veramente un girone intensissimo. Questa settimana a gioire è la Leonfortese. Io c'è la Leonfortese anche perché il calendario gli ha dato una mano e gliela darà anche la settimana prossima. Infatti l'Alcamo ha pagato il fatto di essersi dovuto scontrare con un avversario di grande valore, in grande condizione come il Parmonval, soffre, e il Parmonval, se avesse vinto, da quello che abbiamo letto, non avrebbe neanche rubato nulla. Invece la Leonfortese si rivela corsara, va a vincere sul campo del San Giovanni Gemini. Il San Giovanni Gemini non è la rivelazione che era l'anno scorso, ma rimane comunque sempre una squadra estremamente insidiosa. Rimane in corsa anche il Camarat, anche in questo caso il calendario ha dato una mano alla formazione bianconera. Sulla Adenna il San Sebastiano non aveva più niente da chiedere, di fatto ha lasciato strada alla terza della classe. Dicevamo, la settimana prossima la Leonfortese ha un'altra occasione per cementare il proprio vantaggio, infatti ospiterà il vice fanalino di coda, chiamiamolo così, Folgore Selinunte, che domenica, perdendo verosimilmente a Leonforte, avrebbe la matematica certezza del ritorno in promozione. Comunque la strada per la formazione di Gaetano Mirto si sta mettendo in discesa e credo che a 4 giornate dalla fine questo quadro potrebbe essere un po' più chiaro, anche un po' a sorpresa, perché sulla carta, lo abbiamo detto più volte, l'Alcamo ha qualcosa in più sotto l'aspetto dell'organico, ma la Leonfortese, insomma. Allora, adesso voglio parlare un po' con i nostri ospiti per capire bene, insomma, chi fra Leonforte, Alcamo, Camarat, insomma, la spunterà in questo intensissimo girone A del campionato di eccellenza. Nel frattempo facciamo vedere anche la classifica, perché con la classifica è più facile, no? Insomma, commentare indubbiamente il tutto. Allora, Leonfortese 50 punti, l'Alcamo, seppur perdendo oggi, anzi seppur pareggiando oggi con la Parmonval, è sempre a un punto. Presidente. Ma io penso che alla fine la spunterà la Leonfortese, struttura molto organizzata, Sì. provengono già da una... Hanno fatto un campionato l'anno scorso di assestamento. Sì, Io sì. credo che la voglia di vincere c'è, però tutto gradatamente organizzato, perché quando si ha la voglia di vincere subito è sempre molto difficile, no? Non si raggiunge quasi mai l'obiettivo. Sicuramente quello che fa tanto nel dilettantismo è l'organizzazione, per cui quando tu hai una società forte, strutturalmente messa bene, e un organico di giocatori Certo. degno della categoria, Alla fine i risultati arrivano. arrivano sicuramente. Cosimo, Leonfortese 50 punti, l'Alcamo 49 e il Camarat 48, quindi non è soltanto un discorso legato tra Alcamo e San Cataldese, anche la stessa Camarat potrebbe dire la sua. Vedendo la classifica, cioè là sopra sono tutti a Sì, 2-3 2-3 punti, punti. anche per una questione di playoff, quindi 2-3 penso punti. che vedendo questo campionato e vedendo l'altro girone, il girone B, c'è Sono due un cose po' totalmente di- diverse. Sulla carta Ettore, Sì. se dovesse rimanere questo il quadro così come si sta delineando anche in base al calendario, Gaetano Mirto farebbe un grande capolavoro. Certo. Primo, perché vincere nel girone occidentale non è mai semplice, È specie vero. per chi viene dalle province di È vero, Catania e Messina. questo, appunto. Secondo, perché l'Alcamo, organico alla mano e nomi alla mano, è decisamente più forte rispetto alla Leonfortese. E terzo, perché quest'anno la Leonfortese non era partita per vincere il campionato, vero, è a vero, è differenza vero. dell'anno scorso, in cui sull'entusiasmo della Certo. promozione erano partiti con altri Hai presupposti. letto benissimo questo girone A, complimenti, è vero. E adesso, dato che abbiamo già bene o male accennato al discreto girone del girone B, guardiamo insieme i risultati di questa 11ª giornata di ritorno insieme a Federica.
Taormina, Catania San Pio X, 4-1. Sport Club Siracusa, Città di Rosolini, 1-1. Rometta, Gimnica Scordia, 1-0. Tiger, Igea Virtus, 4-0. Football Club Cireale Mazzarrà, 5-0. Mister Bianco Modica, 2-0. Città di Vittoria San Gregorio, 3-0. In classifica, con questa assonante vittoria nei confronti dell'Igea Virtus, la Tiger Brolo finalmente raggiunge la sospirata promozione e il prossimo anno disputerà il campionato di interregionale. Guardiamo la classifica al completo, naturalmente, di questa 11ª giornata di ritorno. Tiger, 59 punti. Sport Club Siracusa, 49. Taormina, 47. Modica, 45. Catania San Pio X e Mister Bianco, 44 punti. Igea Virtus, 42. Football Club Cireale, 40. Gimnica Scordia, 37 punti. Città di Vittoria, 35. Via Grande, 31. Città di Rosolini, 29 punti. San Gregorio e Rometta, 22 punti. Chiude la classifica Mazzarrà a 10 punti. Ricordiamo che il Modica e il Vittoria hanno un punto di penalizzazione, come tutti ben già sanno la Ciriale 1946 si è ritirato dal campionato proprio qualche settimana fa. Tabellino anche del prossimo turno, domenica 16 marzo, 12ª giornata di ritorno, si giocheranno Modica Città di Vittoria, Igea Virtus FCA Ciriale, Città di Rosolini Mister Bianco, Mazzarrà Rometta, Gimnica Scordia Sport Club Siracusa, Catania San Pio X Sporting Via Grande ed infine San Gregorio Taormina. Riposa la Tiger, forse sicuramente anche così avranno modo di festeggiare ulteriormente questa bella promozione che è giunta anche attraverso comunque dei risultati positivi. Non so se sei d'accordo, Carmelo. È stata assolutamente sorprendente. Io credo che a Brolo nessuno avesse preparato la festa. In base ai risultati che sono venuti fuori oggi, la Tiger non ha dovuto nemmeno fare la fatica di aspettare 2 settimane come sembrava in previsione. Adesso vedremo il perché. Bene, allora dato che ormai c'è da commentare poco su questo girone, il pensiero veloce lo vogliamo dare anche al nostro ospite, presidente Paolo Pinazzo, presidente della Città di Catania, campionato di prima categoria, attualmente al secondo posto. Allora Presidente, la Tiger ha vinto questo campionato, ma sappiamo tutti insomma, che è stata una stagione un po' travagliata perché l'FCA Ciriale insomma, ha subito da parte della federazione dei provvedimenti, lecito o non leciti, questo chiaramente non spetta a noi deciderlo, però tutto questo probabilmente ha un po' falsato una forma di equilibrio che c'era nel girone. Ma sicuramente quest'anno è andato purtroppo male perché è bello giocare e vincere in campo, poi capisco che ci sono degli aspetti... Tutti dicono però ci sono delle regole che vanno rispettate. Sicuramente, però in questa maniera è diventato un grosso problema anche gestirlo poi, penso, per la federazione. È vero, è vero. Una classifica che comunque per quanto riguarda la situazione dei playoff, e possiamo nel frattempo riguardare la schermata, vediamo questo Taormina che ha 47 punti, insomma a 2 punti dal Siracusa, tenterà chissà magari nei playoff il sogno di raggiungere l'interregionale. Lì c'è un discorso, Ettore, perché è stata una giornata in realtà piena di sorprese. Hai fatto riferimento alla straordinaria vittoria del Taormina sul Catania San Pio X, al Bagicalupo. È stato un trionfo per i ragazzi di Saro Decento che hanno trovato la partita della vita, ma è stata una grandissima sorpresa anche il derby aretuseo del Nicola De Simone tra Siracusa e Rosolini. Parlando in settimana con diversi addetti ai lavori, Ettore, mi facevano riflettere su un dato che si sta rivelando vero. Cioè, il Rosolini, ad esempio, è una squadra che fa sempre un girone d'andata abbastanza con alterne fortune, ma l'anno scorso ha avuto un cammino molto simile a quello di quest'anno. C'è una squadra che nelle ultime 5-6 giornate dà il meglio di sé, poi arriva ai play-out e li vince. Ad esempio l'anno scorso nessuno pronosticava che potesse vincere il play-out sul Real Avola, invece quello che è successo. Anche quest'anno la formazione aretusea è in grandissima rimonta, come dimostra il punto di oggi conquistato al Siracusa, che di fatto ha regalato la promozione alla Tiger Brolo. Un'altra grande sorpresa di questa giornata è stata la vittoria del Mister Bianco sabato contro il Modica. 2-0, il Mister Bianco torna prepotentemente in corsa per i playoff.
e per l'organico che ha, secondo me la squadra di Gigi Chiavaro può anche ambire al quarto posto, perché il Modica è decisamente in calo. La Sampio credo che l'episodio di Taormina appunto è un episodio, e quindi secondo me oggi il mister Bianco può ambire anche al quarto posto. Ecco, però ricordiamo che la Sampia è sempre in corsa anche per quanto riguarda la Coppa Italia, Sì. che darebbe accesso eventualmente anche al campionato di interregionale attraverso comunque ancora tanti altri risultati, perché non basta superare il turno nei confronti del Casarano, anche se all'andata hanno vinto 1-0 in casa, bisogna ancora comunque affrontare altri incontri importanti con squadre anche di categoria. Sì, Quindi, sicuramente ormai la Sampio è concentrata sulla Coppa. Per questo in un però contesto, c'è sempre il discorso in un contesto, playoff, ma infatti io dico questo, Ettore, in un contesto in cui il Modica è decisamente in calo, addirittura hanno ventilato un ritiro dal campionato, ma sono sempre discorsi che lasciano il tempo che trovano. La Sampio ormai è totalmente dirottata sulla Coppa, anche perché va a confrontarsi con avversari di valore. Casarano è una piazza straordinaria, certo, che sì, non ha bisogno di presentazioni. In questo contesto, secondo me, il mister Bianco è in corsa addirittura per il quarto posto e per fare i playoff da protagonista. certo. Cosimo, però un Taormina che non ti aspetti quest'anno, seppur Saro De Cento fa sempre un grandissimo lavoro, terzo in classifica, secondo me attualmente è la squadra più in forma anche in vista playoff. Oltre ad essere più in forma, secondo me è la rivelazione di questo campionato, insieme all'FC Acireale, che secondo me per l'organico e per la piazza dove sono andati non era facile fare bene, però loro si sono messi lì e hanno lavorato duramente. Poi abbiamo saputo ultimamente quello che è successo, giusto? Quello è un altro tipo di fattore, però sul campo hanno dimostrato che potevano competere per il secondo posto, il primo posto. Quindi. Diamo a Cesare quel che A è di dimostrazione anche del livellamento di questo campionato, Ettore, c'è da dire che ad oggi, se all'FC restituissero i punti, restituissero i 9 punti, l'FC tornerebbe secondo in classifica. Sì. Il che è un dato che fa riflettere, perché l'FC ha perso diversi punti in questa settimana, non ha pareggiato in casa con il Rosolini, ha perso a Brolo, ha perso in casa con lo Scordia, quindi considerate tutte le traversie. Il fatto che l'FC con i 9 punti tornerebbe esattamente da dove è partito è un dato che fa riflettere sul forte livellamento del campionato. A questo punto, insomma, la restituzione dei punti sarà quasi importante. no, però Utopia, Ettore, se rimaniamo nelle ipotesi, sì, però questo deve fare riflettere sul forte livellamento di questo campionato. Certo. Di fatto il Siracusa, lo stesso Modica, la Sampio Decimo non sono riusciti ad approfittare di questa situazione che si è creata, senza più entrare nel merito, perché ormai non ha più senso. Benissimo, abbiamo quindi chiuso anche la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Congediamo naturalmente Carmelo Puglisi, che rivedremo la prossima settimana di nuovo con un altro ennesimo capitolo sia del girone A, che è molto impegnativo, ma soprattutto insomma un sicuro festeggiamento per quanto riguarda la Tiger, che raggiunge questa sospirata promozione. Sospirata e meritata promozione. Infatti, grazie Carmelo, con lui Grazie appuntamento la prossima alla settimana prossima. Infatti, e adesso la linea naturalmente passa alla nostra splendida Federica, tra l'altro tornata da ragazzi che vedo molto galvanizzati. Ridete dalla mattina alla sera voi, ma vi allenate seriamente? Sì. Sì. Vabbè. Questo poi lo chiederemo al mister. Linea Federica per la pubblicità. Sì, Ettore, abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete ancora con Penalty. Eccoci rientrati in studio dopo aver parlato del campionato di Serie D, l'interregionale, dopo aver insomma anche discusso sul campionato di eccellenza girone A, girone B. È il momento di puntare i nostri riflettori sul campionato di promozione, e allora subito un saluto al nostro commentatore ufficiale del campionato di promozione, ovvero Francesco Rametta. Ciao Ciccio, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Ci sono stati un po' di risultati, non dico a sorpresa, ma un po' inaspettati. Un po' inaspettati, sì, sempre appassionanti questi 4 gironi. Benissimo, allora subito i risultati con relativa classifica del girone A del campionato di promozione, che oggi è giunto alla sua 11ª giornata di ritorno, oggi domenica 9 marzo. Federica. Castellammare Città di Carini 4-0. Salemi Dattilo 1-2. Paceco Favignana 0-0. Fulgatore Ligni Trapani 1-1. Delfini Vergine Maria Strasatti 7-1.
Cefalù Monreale 1-0. Montemaggiore Real Calcio 0-1. In classifica un quasi suicidio da parte del Salemi, che perde in casa col Dattilo e perde anche l'aggancio importante nella zona altissima della classifica. Classifica che comunque guardiamo sempre con Federica. Paceco 49 punti. Dattilo 47. Cefalù 46. Salemi 45. Ligni Trapani 41 punti. Monreale 39. Montemaggiore e Castellammare 36. Real Calcio 33 punti. Favignana 31. Cus Palermo 28 punti. Fulgatore 26. Delfini Vergine Maria 25. Città di Carini 11 punti. Chiude la classifica Strasatti a 9 punti. In classifica ricordiamo che il Cus Palermo e il Carini hanno una partita in meno. Commento di Ciccio Lametta. Sì, grazie Ettore. I commenti potrebbero essere tantissimi perché non c'è un tema di questo girone che sia ancora risolto, quindi è veramente un girone appassionante. Cerchiamo di essere sintetici. Partiamo dalla lotta per il primato, dove il Paceco, che aveva conquistato la vetta settimana scorsa, l'ha mantenuta pur pareggiando a reti bianche a Favignana. Dicevi tu suicidio del Salemi, sì, sicuramente una sconfitta molto dolorosa perché ha fatto perdere ben 2 posizioni ulteriormente a Salemi, che era secondo, mentre il Dattilo, dopo aver perso in casa settimana scorsa con la capolista, è balzato al secondo posto con questa vittoria. Bene anche il Cefalù, vittorioso in casa per 1-0, e quindi lotta di vertice che riguarda 4 squadre. Non includo il Ligni Trapani, che è a -8, perché il tempo ormai per inserirsi mi sembra troppo esiguo, quindi il Ligni Trapani cercherà di mantenere la posizione playoff che attualmente occupa, ma il Monreale ci crederà fino alla fine. In coda, 2 parole, roboante vittoria del Delfini Vergine Maria per 7-1 contro lo Strasatti. Al momento si disputerebbe solo un match di playoff che vedrebbe coinvolti Delfini e Fulgatore. Insomma, sarà poi, scusa Ettore, faremo un po' di intensa. chiarezza sul discorso play-out, perché anche Sì. settimana scorsa è stata fatta un po' di confusione. Sì. Poi se mi dai 2 minuti lo chiarisco definitivamente. Perfetto, però prima una battuta veloce con i nostri ospiti, un girone A ingarbugliato in vetta, dove credo che il Paceco attualmente sia leggermente favorito rispetto a Dattilo e Cefalù. Non so se il Presidente ha seguito questo girone, un po' fuori dirà. Un po' meno perché- Un po' meno perché è una zona un po' troppo lontana dalla Sì. provincia catanese. Tentiamo di stare più Tentiamo, vicini sì, possibile. è vero, è vero, è vero. Però io credo che il Paceco, insomma, come dico sempre, sta subendo anche l'onda positiva del Trapani Calcio, no? Cioè tutto il movimento trapanese calcistico, insomma, trae giovamento dal fatto che il Trapani attualmente, insomma, si sta non bene, super comportando bene in Serie B. Da matricola sta infatti. dicendo la sua, sicuramente inaspettata. Per cui il Paceco sono in 3 punti, Sì. sono 3 squadre. C'è il Cefalù a 46, insomma, siamo lì. Si vedrà. Lì. Si vedrà, si vedrà. Cosimo, tu hai qualche preferenza? Il mio rammarico è vedere il Città di Carini che è penultimo in classifica. Questo qui sì, hai detto bene. Ha fatto sempre campionati, Tradizione eccellenza, importante. sempre- Eccola qua la classifica. Sì, Sì, per sì. il Carini ormai una retrocessione quasi sicura al 99,9%. Cioè, la differenza è questa, che i paesi quelli piccolini fanno le categorie promozione, eccellenza e questo, invece le grandi città dove facevano una Calcio importante, veramente, subiscono. Vabbè, d'altra parte, subiscono queste cose. d'altra parte sappiamo tutti, e qui insomma c'è un presidente di una società sportiva, Glorioso. dal punto di vista economico affrontare anche un campionato di promozione ha un suo costo. Di prima categoria quest'anno credo che comunque anche l'esborso è stato considerevole, no? Per stare a certi livelli, non dico quasi quanto una promozione, ma siamo vicini. Io penso che forse quest'anno abbiamo sborsato qualcosa in più Addirittura. rispetto a un campionato di promozione da media classifica. Questo però ci fa pensare che insomma l'aiuto degli sponsor diventa fondamentale, quando non ci sono si soffre un po'. Quello è basilare, È perché partiamo da un presupposto che né un presidente né dirigenti si possono prendere l'onere Da soli. di gestire una qualsiasi società, È vero. anche di terza categoria. È vero, Per è cui vero. se non c'è l'aiuto, che oggi è difficile, difficile. a poter recepire. Questa è una discussione che facciamo sempre con i presidenti e siamo assolutamente tutti d'accordo. Proseguiamo, parliamo adesso del girone B, sempre nel campionato di promozione, anche in questo girone siamo giunti all'11ª giornata di ritorno. Federica. Torregrotta Castelbuono 1-2. Fiume Freddese Città di Milazzo 0-1.
Atletico Villafranca Ghibellina 0-1. Pistunina Mamertina 2-3. Sant'Angiolese Randazzo 1-0. Castelbuonese Sinagra Calcio 3-0. Ciappazzi Sporting Taormina 0-2. Vince la prima in classifica la Castelbuonese, ma come possiamo ben vedere anche la vittoria fuori casa del Città di Milazzo fa sì che la zona alta della classifica sia sempre più ingarbugliata, tenendo presente che comunque anche lo Sporting Taormina ha portato a casa 3 punti giocando fuori casa. Guardiamo la classifica al completo. Castelbuonese 58 punti. Sporting Taormina 57. Città di Milazzo 53. Sant'Angiolese 48 punti, Pistunina 40, Mamertina 36, Sinagra 32 punti, Ciappazzi 31, Randazzo e Castelbuono 30 punti, Torregrotta 27, Fiume Freddese 26, Riviera Messina Nord 15, Ghibellina 13 punti. Chiude la classifica Atletico Villafranca a 7 punti. Allora, una classifica che continua sempre ad essere ingarbugliata e lenta, la Castelbuonese vincendo questa partita in casa contro il Sinagra consolida la sua leadership, però è anche vero che lo Sporting Taormina è lì pronto ad agguantare il primo passo falso da parte della Castelbuonese e non dimentichiamo il solito Città di Milazzo. Ciccio. Sì, hai detto benissimo Ettore, la Castelbuonese consolida la sua leadership e devo dire che a differenza di altre squadre, di altri gironi che tra poco andremo ad analizzare, non soffre la pressione sul collo. Evidentemente la sta sapendo gestire bene, magari è una squadra formata da giocatori di esperienza. Allora, ti volevo far notare che in questo girone quest'oggi abbiamo avuto tutte vittorie, nessun pareggio e addirittura 5 vittorie esterne. Le 3 squadre coinvolte nella lotta al primato hanno vinto tutte e 3 bene e tra l'altro avevano impegni, diciamo, tutti e 3 simili con squadre di medio-bassa classifica. Quindi la capolista ha vinto in casa, le altre 2 fuori casa, e magari era più difficile ovviamente. Invece una partita molto importante era quella tra Pistunina e Mamertina, perché poteva chiudere definitivamente il discorso playoff, cioè individuare definitivamente le 4 squadre che li disputavano. Invece il Pistunina, perdendo in casa, ha rimesso tutto in discussione, visto che ha perso proprio con la sua inseguitrice 3-2. Quindi torna in corsa il Mamertina per i playoff. E andando a dare un'occhiata in basso c'era lo scontro tra le 2 fanaline di coda e l'ha vinto il Ghibellina fuori casa sull'Atletico Villafranca. Attualmente anche qui si disputerebbe un solo playout tra Rivera Messina Nord e Fiume Freddese. Allora mi hai dato il gancio per ritornare di nuovo a spiegare in maniera più dettagliata il discorso riguardante i playout. Nel frattempo faccio vedere la schermata, così abbiamo anche materialmente più visione completa del procedimento che sembrerebbe ingarbugliato, però se si conoscono le regole, insomma, si riesce abbastanza facilmente a individuare quali possono essere i risultati in previsione playout. Sì, Ettore, chiaramente parliamo dopo aver preso definitivamente visione del regolamento, quindi si era creata un po' di confusione e ce ne scusiamo. Allora, come vedete dalla classifica, il playout dovrebbe essere disputato tra le squadre quintultima, quartultima, terzultima e penultima. Quindi attualmente in questo girone quali sono quelle che sono matematicamente già retrocesse? Attualmente non si disputerebbe la partita tra Ghibellina e Torregrotta perché ci sono più di 10 punti di differenza tra le due, quindi Ghibellina retrocederebbe direttamente. Si disputerebbe invece il match tra Riviera Messina Nord e Fiume Freddese, che in quanto la distanza è di 9 punti se non leggo male. 15 con 26. 11 no, allora non si disputerebbe neanche questo al momento. Perfetto. Quindi, però diciamo che la distanza è di 11 punti, quindi cioè quando ci sono oltre 10 punti non si fanno, i playout. Quindi retrocedono 3 squadre o con il playout o direttamente se la differenza Benissimo. Rimaniamo con questa classifica cortesemente, grazie al nostro regista, perché la Castelbuonese insomma è una società importante perché crede fortemente nel campionato di eccellenza. Presidente, anche se insomma la tradizione fa parlare soprattutto la squadra taorminese, no? Io ho visto quest'anno c'è la città di Taormina che calcisticamente sta andando benissimo. Benissimo, sia in eccellenza che in promozione. Tra l'altro se questo Sporting Taormina raggiunge l'eccellenza, lì insomma credo che si dovrebbe pensare ad una fusione, anche se insomma dicono da molte parti questo non avverrà mai perché le fazioni sono notevolmente distanti. Scusa Ettore, intervengo ancora, perché lo stesso discorso dei playout lo dobbiamo rapportare anche ai playoff. Beh, chiaro, certo. E quindi attualmente il Pistonino non li
disputerebbe. Certo, perché ci sono oltre 10 17 punti, perfetto, col secondo. infatti. Quindi allora mi diceva, Presidente, questo Taormina è in positivo in molte categorie, anche in questo caso nel campionato di promozione. Io penso che si disputeranno il primo posto fino all'ultima giornata, per cui... Vede più lo Sporting Taormina o più la Castelbonese? Ma forse più lo Sporting Taormina Come organico anche. come organico, Anche come è andato in organico. crescente, quindi... È vero, è vero. Cosimo, mi confermi che l'organico Sì, dello anche Sporting di perché, Taormina è più tecnico, forse anche più La preparato. maggior anche. parte dei giocatori che ci stanno ora l'anno scorso erano a Taormina stesso, in eccellenza. E quindi giustamente sono già pronti. abituati, più esperienti. Sono pronti. Bene, abbiamo chiuso anche con il girone B del campionato di promozione. Prima di congedare però il presidente Paolo Pinazzo, parliamo a questo punto di prima categoria, facciamo un passo un po' più lungo. Abbiamo detto che c'è la terza settimana di riposo. Come avete fatto a resistere 3 settimane senza giocare, presidente? Un vero problema. Non è facile, perché bisogna insomma compattare l'ambiente, dare stimoli ai ragazzi ad allenarsi, è sempre molto difficile. Purtroppo posso capire, dico, una domenica di sosta, Ma tre? stare 3 domeniche fermi, anche se poi vai a disputare qualche Sì, amichevole, ma lascia il tempo che trova. ma non è la Lascia gara, il per tempo che cui non so la Lega quest'anno cosa si è inventata, ma staremo a vedere. Guardiamo un attimo la classifica del girone F del campionato di prima categoria, perché voi, seppur con 3 settimane di riposo, dovete essere di nuovo pronti a battagliarvi con il Città di Valverde. Lì c'è un errore di stampa, voi siete a 51 punti anziché a 41. Perdonateci. Ci avete tolto 10 No, punti ci mancherebbe. 10 di punti, penalizzazione. 10 punti sono anche troppi. Quindi dicevo, Città di Valverde 53, Città di Catania 51 punti, Città di Randazzo 47. Io credo che potrebbe essere un discorso ormai a 2, no, Presidente? Sicuramente, anche se mio rammarico, sarà difficile poter riconquistare, anzi riprendere questi 2 punti che abbiamo regalato in 2 gare, perché anche il Valverde ha una bella struttura, Sì. un organico, voglio essere un po' io presuntuoso, un pizzico Inferiore. a noi, perché nelle gare che abbiamo fatto... Beh, diciamo che per entrambe le squadre credo che ci siano giocatori che non c'entrano niente con la prima categoria. Questo no? è sicuro. Cioè, sottolineiamo questa cosa. Nomi importanti per una categoria insomma un po' stretta. Va bene, tornando al discorso, voglio dire, l'organico, però quando tu poi vedi che in 2 punti ci sono 4 gare... È sempre molto difficile, no? Quando Secondo me- bisogna inseguire è sempre molto difficile, Presidente, no? È difficile anche perché, voglio dire, come ho detto poco fa, le partite che loro dovevano andare col San Giovanni La Punta Sì, sì. non si sono presentati, per cui... Sono stati ora leggermente fortunati nel calendario, diciamo, no? Poteva sono succedere stati a voi. fortunati, bravi loro, Certo. Purtroppo noi Presidente, ci ma siamo se trovati là. comunque dovesse arrivare questa promozione anche via play-off, io credo che sarebbe una grandissima soddisfazione anche per la vostra società, no? Cioè anche attraverso i play-off si può conquistare la promozione. Sì, però come ho detto ai ragazzi sin dall'inizio, ho impiantato il tutto per vincere il campionato diretto, per cui per me e per tutta la società non arrivare a vincere... Una mezza sconfitta? Sì, non arrivare però, a vincere il campionato... Però si può arrivare lo stesso alla promozione. L'obiettivo è sempre l'obiettivo Ma non è la stessa cosa... E il Presidente vuole vincerlo sul campo diretto. Io- Sta lanciando un messaggio ai suoi giocatori. No? Ha lanciato un già, messaggio. già lo sanno i ragazzi, perché gli avevo anche detto che nel caso in cui fossimo arrivati secondi non avrei disputato i playoff. Addirittura, quindi sì, sì. lei mi sta comunicando una cosa che nessuno sapeva. Pesante questo. Cioè lei mi sta dicendo che se arriva secondo non farà i playoff. Per me il campionato lo devo vincere, cioè arrivare al secondo posto, poi È una vedremo. dichiarazione forte, Presidente. Noi siamo abbastanza seguiti nell'ambito dilettantistico, quindi questa è una Vedremo. notizia bomba che ci ha dato in esclusiva. La ringrazio. Qualcuno diceva il secondo è solo il primo degli ultimi. Mi beh. sa che la pensa così anche lui. Però io credo che comunque sostanzialmente è stato sempre un campionato di grande qualità, no? Quello che ha fatto la sua squadra. Sicuramente. Magari qualche punto perso ci può anche stare in un campionato lungo, no? Sì, però se tu vai
Cioè, ti mentalizzi in quella maniera, hai un organico di una certa importanza, una struttura ai ragazzi quest'anno non è mancato niente. Immagino. Per cui arrivare secondo e avere negli scontri diretti con il Valverde, abbiamo vinto lì da loro, qui in casa da noi vincevamo 3-2 fino al 92esimo, poi un'espulsione, ci hanno pareggiato, per cui voglio dire, non è la squadra che deve vincere il campionato. Per quello che penso. Lei, la sua è una dichiarazione onesta ed è giusto che sia così, perché noi quando abbiamo avuto ospiti il Città di Valverde ha rispettato indubbiamente anche la bravura della vostra società, della vostra squadra, però ha affermato noi vogliamo vincere il campionato e ci metteremo tutto il nostro impegno. E questo comunque giova un po' al girone, no Ciccio? No? Perché fino all'ultimo comunque... È appassionato. È appassionato. Lo seguirò. Infatti. Però attenzione, questa notizia che ci ha dato il Presidente non ce l'aspettavamo proprio. Cosimo, tu che ne pensi su questa dichiarazione di Pinazzo che tu conosci molto bene, no? Perché insomma ex Atletico Catania, tempo, quindi so che lo conosciamo bene, voglio dire, anche io personalmente. Come uomo, è una persona molto ambiziosa, quindi se dice in quel modo è in quel modo. Quindi. Ho capito, va bene. Allora buona anche per il Randazzo che se però io sono sempre dell'idea che nella vita non si deve mollare, anche perché sono a 2 punti. Se si arriva a pari punti non si fa lo scontro diretto, non conta, ma si fa lo spareggio. Si fa lo spareggio. Quindi, mancano 4 giornate, come le squadre nel nostro girone ci credono che sono a 7 punti di distanza. È giusto che ci creda anche. Io ci credo sul discorso, io spero vivamente di arrivare a pari punti con il Valverde, non lo voglio superare. Io voglio che si arrivi entrambi. L'idea di fare lo spareggio è bella. E poi andare a fare lo spareggio per definire la squadra più forte del campionato. Bene. Credo che sia una scelta anche intelligente. Ciccio. Sicuramente per fare questo le devono vincere tutte e 4. Su questo non ci piove. Chiaro. Questo è Quello è assolato. Sono fondamentali. Conta anche per quanto riguarda il fattore play-out. Certo. Cioè non conta più il fattore scontri diretti. Certo. Se si arriva a pari punti si fa lo scontro. Speriamo bene. Nel frattempo però, Presidente, dato che adesso lei insomma si congeda dalla nostra trasmissione, le volevo offrire un omaggio da parte dell'organizzazione di un evento che ci sarà inizio settimana l'11 e 12 di marzo al Metropolitan. Lo spettacolo si intitola Stomp e allora lei, così per dare una carica maggiore ai suoi ragazzi, a tutta la dirigenza, avrà modo di guardare questo spettacolo bellissimo di percussioni molto ritmato e così darà un'ulteriore benzina al gruppo, sperando di vincere queste 4 partite e sperando anche in un passo falso del Città di Valverde. Va bene? La ringrazio. Grazie al Presidente Paolo Pinazzo, Presidente della Città di Catania. Lui lo salutiamo perché tra poco ci raggiungerà il mister di questi ragazzi che hanno vinto il loro girone nel campionato juniores provinciale, che andranno tra non molto a fare anche i playoff. Ci dobbiamo fermare, se non sbaglio, Federica. Sì, Ettore, abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol! Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta su Sesta Rete a partire dalle ore 19:30, siamo in replica alle 23, siamo in replica anche lunedì mattina a partire dalle ore 8:30. Abbiamo salutato il presidente della Città di Catania Paolo Pinazzo e adesso al suo posto è subentrato il mister della Juniores della Città di Mascalucia, parliamo di Beppe Tricomi. Ciao Beppe. Buonasera. Tutto a posto? Tutto bene. Contentissimo insomma di questa prima parte del campionato, perché adesso insomma il bello viene adesso, il difficile viene adesso. Sì, adesso I playoff. ragazzi si devono preparare per questo forse triangolare, Sì. insieme a Giarre e forse l'USA Aquila Caltagirone. Sì. Sperando di far bene, fino adesso abbiamo fatto un buon cammino. Un buon cammino, Speriamo. ma siete soltanto all'inizio ancora del Certo. percorso. Ora tra poco andremo anche a conoscere i tuoi ragazzi, ci parlerai di questo campionato che è stato anche molto importante perché lo avete, non dico stravinto, però insomma tanti punti avanti rispetto alla seconda classifica vi hanno permesso in anticipo di festeggiare la vittoria del girone, no? Sì. Perfetto, che tra poco andremo a vedere anche con una bella schermata per avere un quadro completo di questa cavalleria
cavalcata vincente della città di Mascalocia. Allora adesso parliamo sempre del campionato di promozione, è arrivato il momento di presentare il girone C, anche in questa occasione 11ª giornata di ritorno, oggi domenica 9 marzo 2014. A te la parola Federica. Aci San Filippo, Atletico Pedara 3-5. Real Aci, Comprensorio Normanno 0-5. Atletico Catania, Giarre 1-1. Agira Nissoria, Pachino 2-0. Sporting Priolo, Sport Club Palazzolo 1-2. Rarinantes, Sporting Battiati 1-0. Real Avola, Troina 4-0. In classifica, con questa assonante vittoria ad Acireale, il comprensorio normanno vola al primo posto. Tra poco vedremo anche gli highlights di questa partita, ma diamo prima lettura della classifica di questo girone, 11ª giornata. Federica. Comprensorio Normanno 54 punti. Giarre Calcio 53. Sicula Leonzio 50. Sport Club Palazzolo 43. Sporting Battiati 39 punti. Sporting Priolo 34, Real Aci e Pachino 33 punti, Aci San Filippo 31, Atletico Catania e Atletico Pedara 30 punti, Rarinantes 23, Troina 18, Avola 15 punti e Agira Nissoria chiude la classifica a 14 punti. Ecco, sottolineiamo che la squadra paternese del comprensorio normanno è in testa addirittura con una partita in più. Prima di dare modo a Francesco Rametta di darci il suo commento tecnico su questo girone C del campionato di promozione, vediamo insieme gli highlight di questa bellissima vittoria comunque della squadra guidata da Pannitteri nei confronti di un Real Aci che in casa insomma non è andato molto bene, perché ha subito ben 5 reti da parte della squadra del normanno, del comprensorio normanno. Guardiamo insieme gli highlights. Non fatevi ingannare dai nomi, si chiamano Real Aci e Comprensorio Normanno, ma rappresentano Acireale e Paternò, due città divise da una storica rivalità, e quindi ci si aspetta scintille. Divise in classifica da ben 6 posizioni, secondo il Comprensorio Normanno all'inseguimento del Giarre capolista di questo girone C di promozione in siciliano, mentre il Real Aci è scivolato all'8° posto dopo gli ultimi non del tutto soddisfacenti risultati, ma ancora matematicamente in corsa per un posto nei playoff. È intenzionatissimo oggi a conquistare i punti che le consentirebbero di fare uno scatto importante in avanti dopo il buon pareggio conquistato la scorsa settimana in casa del Palazzolo sul difficile terreno di gioco dei giallo-verdi. Il fallo laterale lo batte Calamato, riceve palla Carbonaro, il cross in mezzo, il colpo di testa, il gol subito in vantaggio con braccio alano il comprensorio normanno da un fallo laterale. La palla servita a Carbonaro che è andato sul fondo, ha crossato in mezzo per il colpo di testa implacabile di Bracciolano, quindi comprensorio normanno subito in vantaggio dopo 3 minuti di gioco. Calamato che la recupera, serve sulla fascia Sinatra che ha spazio, può avanzare Sinatra. Attenzione perché Sinatra sta quasi per entrare in area di rigore, cerca di saltare un uomo, ci riesce Sinatra in area di rigore, al limite, poi tenta ancora il pallone dietro per Di Giacomo, il tiro, gol! Che gol di Di Giacomo! Una grande azione di Sinatra che è arrivato al limite dell'area di rigore, l'ha appoggiata dietro, è arrivato in corsa Di Giacomo che è andato a scodellare un gran pallone nel 7 là dove Scuderi non ci poteva proprio neanche arrivare. E la partita che si mette decisamente in discesa per il comprensorio normanno al 21° minuto. Regala al comprensorio normanno il primo corner della partita, già battuto. Attenzione a questo cross in mezzo, a cercare il tiro e il gran gol di Marziano. Una palla sbucciata dalla difesa realina è diventata ottima per Marziano che al volo ha trafitto per la 3ª volta Scuderi. Fichera anticipato, allora attenzione a Sinatra. Sinatra avanza verso il limite della regola, Sinatra, il limite del tiro di Sinatra. 0-4. È una grandinata di gol. 44° minuto. Attenzione perché può ripartire il contropiede del comprensorio normanno con Cunzolo.
Cunzola vicinissimo al gol qualche minuto fa, pallone dentro per Calamato, Calamato solo davanti a Scuderi e c'è la quinta rete del comprensorio normanno, la segna Calamato al 36esimo minuto. Vittoria sonante del comprensorio normanno, Ciccio, un 5-0 che dà sicuramente forza alla squadra di Paternò e fa scivolare addirittura il Giarre adesso al secondo posto. Sì, venne il giorno del sorpasso, come diciamo da un paio di settimane si respirava nell'aria, a dire il vero. È chiaro che vedendo le immagini il comprensorio dà la sensazione di essere una squadra al top della forma in questo periodo, quindi proprio nel momento decisivo. È anche vero che, come dicevi prima tu, deve ancora riposare, quindi questo sorpasso di oggi potrebbe essere subito smentito dal Giarre qualora riuscisse a vincere. Riposava invece la Sicula Leonzio, che è l'altra squadra coinvolta in questa lotta a 3 fino alla fine per il primato. Il Giarre fino ai minuti di recupero era riuscito a far sua la partita con l'Atletico Catania, poi è stato beffato proprio nel finale e questo è un altro segnale secondo me di scarsa tranquillità, perché possono esserci tanti episodi nel calcio, ma una grande squadra quando deve vincere la palla va fuori dal campo nei minuti di recupero e non si gioca più, secondo me. Detto questo, un'altra importante vittoria giornaliera l'ha conseguita il Palazzolo, che è andato a vincere a Priolo 2-1 e quindi al momento, essendo a -7, disputerebbe il playoff con la Sicula, mentre il Giarre ha un distacco abissale dallo Sporting Battiati, che a quanto leggo dagli ultimi risultati ha un po' mollato la presa, anche oggi ha perso, e quindi andrebbe direttamente alla finalissima. Benissimo, benissimo. Per chiudere, Ettore, scusami, ti segnalo la vittoria delle due squadre di coda invece, sia il Real Avola che la Gironissoria hanno fatto 2 belle vittorie ai casalini. Benissimo, subito un commento con Cosimo, sarà una battaglia sino all'ultimo minuto, penso, tra Giarre, Sicula Leonzio e comprensorio normanno. Guarda Ettore, io un paio di ore fa ho saputo che forse c'è ancora la possibilità che gli ritornino i 3 punti alla Leonzio, quindi ancora il campionato non è finito né per la Leonzio, che ha 4 punti di stacco, né per il comprensorio normanno che ha una partita in più, quindi secondo me fino all'ultima giornata se la giocheranno tutte e 3. Però ci piace anche questa se secondo me, ci piace. Anche se secondo me la squadra più organizzata come struttura, come organico, secondo me la Leonzio è la più forte. È la Leonzio, è vero, e questo ne sono pienamente convinti tutti. Tu segui questo campionato? Sì, abbastanza. Anche perché insomma bisogna sempre aggiornarsi, no? Voglio dire, tu fai il settore giovanile della città di Mascalucia, però bisogna sempre dare un'occhiata anche ad altri campionati. Chi vedi vincente in questo girone? Come diceva Cosimo, la Leonzio per organico e per le spese che hanno fatto inizio stagione è ben messa, penso, per il rush finale. Insomma, la Leonzio però io punto sempre qualcosa sul Giarre. Ah, bene. Hanno bisogno di riscattare la scorsa stagione. Hanno dilapidato anche molti punti. Sì, però hanno un gran tecnico, un buon gruppo e una società abbastanza ferma su questo e secondo me potranno dire la loro fino alla fine. Benissimo, vedremo come andrà a finire. E chiudiamo il campionato di promozione subito con i risultati del girone D, appunto, del campionato di promozione. Oggi 11ª giornata di ritorno. Federica. Sciacca, Aquila San Michelese 6-1. Real Biscari, Atletico Gela, partita rinviata. Libertas 2010, Canicattì 2-2. Aragona Comiso 5-2. USA Sport Ribera 1954 0-1. Accademia Empedoclina Mussomeli 1-1. Jobbing Santa Croce Sport Club Racalmuto 2-1. In classifica 7 punti di vantaggio per il Ribera 1954, si avvicina sempre di più il momento fatidico di questa promozione in eccellenza per una società blasonata così come è effettivamente il Ribera 1954. Guardiamo la classifica. Ribera 1954, 54 punti. Mussomeli 47. Libertas 2010, 39. Sciacca 38, Sporting Club Racalmuto e Canicattì 34 punti, Aragona 32, USA Sport 28, Comiso e Jobbing Santa Croce 25 punti, Atletico Gela 22, Accademia Empedoclina 22, Real Biscari 10 punti,
Aquila San Michelese chiude la classifica a 7 punti. Beh, diciamo che è stata importante la vittoria fuori casa della Ribera 1954, no? Perché ha tenuto a debite distanze anche il Mussomeri. Ciccio. Sì, è sicuramente una vittoria esterna importante che ha fatto guadagnare altri 2 punti di distacco alla capolista. Allora, diciamo che in questo girone, secondo me, la lotta più interessante è quella per guadagnare le 2 posizioni playoff. Perché? Perché il primo posto e il secondo sono abbastanza definiti. Direi anche che la Libertas 2010 ha messo una seria ipoteca per disputare il playoff, ma lo Sciacca si deve guardare attentamente dalle inseguitrici, dove vedo un Aragona in netta ripresa, anche oggi ha vinto nettamente 5-2 sul Comiso. Per cui sicuramente queste squadre daranno battaglia fino alla fine per guadagnarsi le posizioni che contano. In coda invece attualmente sarebbero Accademia Empedoclina e Atletico Gela a disputare l'unica partita dei playout, in quanto Real Biscari e Aquila San Michelese retrocederebbero direttamente. Ok. Allora, Cosimo, Ribera 1954, diciamo una società blasonata, si trova a fare questo campionato di promozione assolutamente in maniera, non dico inaspettata, perché ha rinunciato a fare il campionato d'eccellenza, è ripartita dal campionato di promozione, ma ormai da sempre, da quando è iniziato questo girone, da quando è iniziato questo campionato, è stata al primo posto. Però, vedendo anche la classifica si vede subito che il Ribera è, secondo me, l'unica squadra che ha fatto un campionato a sé. A sé. A sé, perché dal terzo posto in poi fino a scendere c'è tutti 25, 6, 7 punti di distacco, cioè ancora il campionato è aperto. A parte il Ribera che ormai secondo me... Però mi sorprende il fatto che il Ribera, no? Cioè, ha rinunciato a fare il campionato di eccellenza, perché l'anno scorso era retrocessa dall'interregionale. Il fatto che poi si sia insomma, iscritta al campionato di promozione un po' mi sorprende, voglio dire, o rinunci definitivamente, che senso ha comunque avere fatto un campionato di promozione da vertice anziché fare un campionato di eccellenza dove comunque avrebbe potuto dire benissimo anche la sua. Anche perché secondo me il fatto è quest'estate dovevano andare da Cireale, non si sapeva È vero, ancora, è vero. l'incertezza, scrivere la squadra all'ultimo momento, facciamo il campionato di eccellenza interregionale. C'è tanta confusione, anzi fortunatamente hanno iscritto la squadra in promozione, stanno facendo un torneo che alla fine Da non è vertice. che è terza categoria, ma sempre in promozione, ora sono al primo posto, quindi... Sperando che possano riorganizzarsi. Esagero, Ciccio. secondo me con questo organico potevano ambire anche ai playoff in eccellenza. Sì, anche io. Secondo me è stata così. assurda questa scelta. E infatti, però Cosimo ha detto bene, il fatto che insomma fino all'ultimo non si sapeva. I campionati si devono giocare, non è facile. Certo, per carità. Uno può dire, ci sai, con questo organico io vinco le partite. La salvezza possiamo dirlo, dai. Quello è un altro discorso. Allora, a salvarsi è quasi semplice, a vincere è difficile. Difficilissimo. E Io se lo ti dice dimostro, Cosimo ti che faccio insomma di capire, campionati ti ne ha faccio vinti. capire che purtroppo la San Pio X ha un organico che secondo me potrebbe fare. Eppure sta con gli soffrendo. occhi chiusi, però Eppure sta adattarsi a soffrendo. queste categorie non è facile. È vero, Non è è facile. vero. Bene, abbiamo chiuso anche la parentesi del campionato di promozione, congediamo Ciccio Rametta, con lui insomma avremo modo di raccontare questo campionato di promozione con i 4 gironi anche la prossima settimana. Grazie Ciccio. Grazie a te e buona serata a tutti. E se non sbaglio dobbiamo giustamente dare parola e video alla nostra Federica, perché è arrivato il momento di aggiungere un altro spazio pubblicitario all'interno della nostra trasmissione. Sì, Ettore, un altro brevissimo stacco pubblicitario. In molti si domandano cos'è questa nuova iniziativa, si chiama Penalty Award. Tra non molto vi daremo ragguagli e dettagli su questa manifestazione che completerà la stagione 2013-2014 di Penalty. Tra non molto, ancora qualche settimana di attesa. Allora salutiamo adesso in postazione Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Con lui subito naturalmente tra non molto parleremo del campionato di calcio a 5, una finestra importante che abbiamo inaugurato in questa stagione
all'interno della nostra trasmissione. Però prima dobbiamo parlare di prima categoria, lo facciamo con Cosimo Montalto, capitano nonché capocannoniere di questo Trecastagni del girone E, che ha, non dico ucciso il campionato, però insomma dalla prima giornata sin qui è stato sempre al primo posto. Guardiamo la schermata della classifica perché la voglio commentare insieme a Cosimo. Allora, Trecastagni con 54 punti, il Calatabbiano che per molte settimane ha cercato l'aggancio ma non c'è quasi mai riuscito, a dimostrazione insomma del vostro organico che è sicuramente importante. Cosimo. Ettore, il Calatabbiano è una gran bella squadra, noi lì all'andata abbiamo vinto 3-1 e in casa perdevamo. Siamo partiti male, perdevamo, poi 1-0, poi alla fine gli ultimi 2-3 secondi del finire la partita ci hanno pareggiato 3-3. Quindi è la dimostrazione che è un Calatabbiano importante. È una squadra viva, è una squadra ben organizzata, di un grande allenatore che è ex anche giocatore, Graziano Peri. Sì. Fatta di gente di esperienza e sono una gran bella squadra. Chi ti ha deluso in questo girone E del campionato di prima categoria, Cosimo? Guardi, ti posso dire che non li conoscevo tutte queste squadre, quindi più o meno da Sant'Antonio, Calatabbiano, queste sono squadre che alla fine hanno sempre fatto queste categorie. È vero. Quindi, la Sant'Antonio aveva organizzato tranne la Sant'Antonio un team importante. Castagni sempre eccellenza, promozione, quindi Blasone è una gran bella piazza, però alla fine il campionato è difficile. È stato. Sì, è vero, dimmi. C'è da dire che c'è stato un momento in cui il Trecastagni aveva rallentato, il Calatabbiano ha rallentato a sua volta. Ha rallentato Forse il Calatabbiano un po' deve mangiarsi le mani. È vero, sì, ci sono stati sì, alcuni momenti. Abbiamo rallentato per mettere la benzina di nuovo. Però è anche vero che per vincere i campionati ci vuole anche un po' di fortuna, non solo il grande organico. Però diamo merito comunque a un Trecastagni ci mancherebbe, che come organico il fatto che abbia guidato questo girone dalla prima giornata insomma dimostra qualità, quantità, professionalità, organizzazione perché ci sono dei dirigenti, degli sponsor che aiutano anche la società. È un presidente ambizioso e pazzo, nel senso pazzo perché non vuole perdere neanche a carte con è giusto che sia quindi così. È ambizioso. E la prossima stagione che farete? Punterete in alto anche per il prossimo anno? Sicuramente, anche perché la maggior parte saranno riconfermati che sono tutti ragazzi che l'eccellenza la fanno con gli occhi chiusi, quindi penso che la maggior presente parte che dentro rimarrà. questa squadra c'è un'ossatura di una mia juniores importante, no? Sì. C'è Cosimo Montalto, Roberto Balsamo, Salvo Indelicato. Diciamo che Salvuccio ha avuto in questi giorni un piccolo fastidio muscolare, quindi però l'unica cosa che ci tengo a precisare, Salvo Chiaramonte, che ha avuto ultimamente un incidente, gli voglio fare a nome della società di tutti un grande in bocca al lupo perché sta vivendo un periodo non bello. Quindi prossima stagione importante perché con questa ossatura volete tentare un altro ennesimo momento positivo di promozione. Guarda, il presidente è ambizioso, quindi dice l'anno prossimo voglio fare la squadra anche a vincere, quindi l'organico c'è, secondo me sistemare la rosa con 3, 4, 5 innesti, cioè già l'intera rosa c'è, quindi è vero. Si può fare un buon Va campionato. bene, speriamo bene e speriamo magari di festeggiare insieme a voi il momento della promozione nel campionato di promozione. E adesso parliamo di calcio a 5, lo facciamo subito con i risultati di questa giornata. Parliamo di Serie C1, il campionato regionale che seguiamo in prima linea noi di penalty, giunto oggi alla sua 24esima giornata. I risultati insieme a Federica. Azzurri Futsal Palermo, dilettantistica Regalbuto, 6-4. Città di Leonforte, Arcobaleno Ispica, 3-2. Futsal Catania, Mabonat, 2-2. Arbor Sporting Club, Virtus Termini, 6-0. Juventus Gaetano Scirea, Futsal Peloro, 1-3. MM Futsal, Nissa Futsal, 1-1. Real Calcio Mascalucia, 0-3. Progela Ennese, 3-2. Vittoria importante della squadra palermitana dell'Azzurri Futsal e penso che a questo punto forse, dico forse, è stata
definita la classifica finale. Non so se sei d'accordo. No, ancora no, perché ci sono degli scontri diretti, Ah. Ettore. Possiamo andare a vedere la classifica, la Nice è ancora lì, sono solo 3 punti di distacco. Però ha fatto un passo avanti importante Sì, la squadra di Palermo. sì, però la prossima giornata giocherà in trasferta col Virtus Termini. Abbiamo parlato in Virtus Termini nelle scorse giornate che a dispetto del terzultimo posto è una squadra ostica, difficile da affrontare nel proprio campo. Mentre la Nissa giocherà in casa con la Juventus Gaetano Scirea, che ha un po' di magagni in casa, esonerato l'allenatore Gritto nonostante i 40 punti, quindi dovrebbe essere una partita tra virgolette sempre tranquilla. L'Ispica allo stesso modo affronta la Real Calcio, uscita dalle ossa rotte dal match contro il Mascalucia, dove Marchese ha imposto il suo valore tecnico e ha portato il Mascalucia a questo punto a un passo dalla salvezza. Buona vittoria del Progela in casa con l'Ennese, altrettanto per l'Arbor che vince per 6-0 in casa con la Virtus Termini. Un po' meno l'MM che nonostante l'esonero del mister Gaetano Cannavò ferma la Nissa in casa, ma era l'ultima possibilità per poter sperare ancora nel primo posto. Per quanto riguarda comunque la zona bassa della classifica, vince la Peloro che al momento sarebbe salva nonostante il quintultimo posto, perché non disputerebbe i play-out contro la Virtus Termini. Giornata povera di emozioni comunque, perché 39 gol sono pochi in un campionato di calcio a 5. Beh, equilibrio importante. Nonostante comunque, questo ci fa capire che a 4 giornate dal termine Tutto la è tensione ancora- è tanta e tutto le è ancora da squadre si decidere. studiano. Ettore, scusami un secondo. Il cappelletto sul derby che c'è stato alla Esatto, Ciriale, ecco. e intanto volevo anche dare il benvenuto al campionato di C1, perché l'anno prossimo disputeranno il campionato di C1 lo United Capace e il Mortellito, che ottengono la promozione dal campionato di C2 con una giornata di anticipo, e poi il giusto cappelletto al derby Sì. di Acireale con non poche polemiche. Il Catania Calcio a 5 si impone per 4-1 appunto al Palavolcan di Acireale. È stato definito il derby degli ex, perché effettivamente 3 dei 4 gol del Catania l'hanno segnati Rizzo, doppietta, 1 su calcio di rigore, e Bidinotti, che hanno portato la Cireale dove oggi si trova. Ciò nonostante comunque la squadra di Samperi ha giocato una grandissima partita, recrimina anche per delle decisioni arbitrali dubbie, e comunque meritava sicuramente un punteggio più, che gli sorridesse sicuramente di più. In ogni caso comunque la Ciriale non vede la propria classifica compromessa, mancano 2 giornate, 4 punti di distacco dalla zona playoff. La Ciriale l'anno prossimo disputerà tranquillamente il campionato di A2, però questa sconfitta brucia, specie per quello che era successo all'andata. Benissimo, Cosimo, ma calcetto ancora è presto, sì, dai. Ancora c'è una carriera importante, no? Poi portare questo Trecastagni a livelli importanti, però io credo che il fenomeno futsal è in continua crescita. Guarda, il calcetto secondo me è un altro tipo di sport. Concordo. Per chi è abituato a giocare calcio a 11 e si Trova un po' in medesima nel difficoltà, giocare deve calcio lavorare a molto 5. per mentalizzarsi. Non è facile. È vero. Allora, invece non hanno trovato molte difficoltà nel vincere il loro girone nel campionato juniores, il Città di Mascalucia. Allora, nel frattempo facciamo vedere la schermata di questa classifica che vede la squadra di Beppe Tricomi insomma quasi dominare, perché è stata una lunga cavalcata che vi ha portato al primo posto, e tra non molto affronterete tutti i playoff che saranno sicuramente molto impegnativi. Allora, dimmi. Diciamo che E poi andiamo a conoscere i tuoi ragazzi, Certo. che giustamente sono stati ospiti visivi soltanto sin qui. L'inizio è stato, devo dire, una sorpresa anche per me e anche per la società. Il gruppo è formato da ragazzi che la scorsa stagione erano tutti pressoché allievi, amalgamati con 4-5 juniors della scorsa stagione. Vogliamo ricordare l'età? Perché magari 95 chi non- e 96. I I 94 nati sono nel fuori- 95 e nel 96. I 94 sono fuori quota. Fuori quota. In Voi ne rosa, avete in in rosa squadra? ne ho 4. Mm. In distinta ne vanno sempre 3. Fra infortuni, squalifiche e i mister della prima squadra che li mandano non sempre, sono riuscito comunque a farli girare, a farli giocare quasi tutti. E ti dicevo, con Giovanni Spini, il presidente, siamo rimasti sorpresi, ma eravamo comunque fiduciosi che potessero far bene. Così no.
All'andata abbiamo fatto solamente un pareggio e tutte vittorie contro l'Atletico Catania. Avete rallentato un po' nel ritorno, però è anche Abbiamo vero- giocato quella partita in 10 per 75 minuti e hanno pareggiato al 95esimo. Vabbè, ci può anche stare. Ci può stare. E nel girone di ritorno, fra varie difficoltà di allenamenti, cambio di allenatore nella prima squadra, i ragazzi che per problemi di scuola... e Ecco, quant'altro. perché ricordiamo anche che molti ragazzi della tua squadra fanno parte Sì. della prima squadra Sin che milita nel campionato di sin prima dall'inizio categoria. della stagione col presidente le cose erano state chiare e definite, cioè che tutto il gruppo juniores si allenasse a prescindere dall'allenatore della prima squadra insieme alla prima E questo è squadra. importante, anche se poi credo che sia anche fondamentale che loro E per creino una un gruppo di crescita, categoria. sì, crescono e devo dire che gli elementi e le basi ci sono, anche se nell'arco degli anni il livello tecnico si è abbassato notevolmente. Notevolmente, però quest'anno ho visto sia nella mia squadra che anche in altre società diversi giovani interessanti, non solo da un punto di vista tecnico ma anche caratteriale, perché non è facile per un giovane giocare in una prima categoria o in una promozione. Beh, lì subentra anche il ruolo a questo punto Certo. dell'allenatore, che non è soltanto un Indubbiamente. allenatore, Oggi ma ci anche sono un maestro di tante, vita. tante distrazioni. Io ho 36 anni, quando ero juniores non c'erano tutte queste tecnologie, queste distrazioni. Sappiamo di questo problema. E Cosimo, magari ha qualche anno in meno, però infatti. voglio dire, siamo riusciti comunque tutti quanti a far bene. Abbiamo perso una sola partita e una pareggiata. Vabbè, adesso Diciamo che- arriverà il momento più difficile, perché ci sarà insomma da incontrare altre squadre degli altri gironi. Il discorso dei playoff è un discorso sempre È molto sempre particolare. importante, ma che va affrontato con molta attenzione. Avrei gradito un confronto diretto con una sola società. E invece ci sarà probabilmente Il girone a un tre è discorso del difficile, triangolare, è vero. è sempre più difficile. Voglio conoscere un po' i ragazzi, allora vediamo un pochettino chi ha il microfono intanto. Allora vi passate il microfono così vi conosciamo uno per uno, ok? Tu sei? Mi chiamo Carlo Malaponti, Ruolo? attaccante. Attaccante. Quanti gol quest'anno? 13. Mica pochi, Bravo. 13 gol, bravo, complimenti. Passiamo il microfono. Mario Benimegna, difensore. Difensore, parla vicino al microfono. Difensore. Niente gol. 3 gol, quindi è una squadra abbastanza importante, perché riescono a fare i gol anche i difensori. Mentre invece tu sei veramente il bomber di questa squadra. Ti chiami? Salvo Costantinopoli, attaccante. Attaccante, beh certo. Quanti gol? 18. 18. Attenzione, perché adesso le difese nei Una playoff bella saranno un coppia, po' più strette. 31 gol in 2 gli attaccanti. Infatti, non so- bella deve essere coppia, Lorenzo. complimenti, infatti. Abbiamo un altro giocatore, Gianluca Florio, difensore. difensore, niente gol, vabbè, ci può anche stare. Poi, Francesco Di Chichi, difensore, Difensore. Otezzino. Niente gol. niente gol, vabbè, ci può anche stare. E sei un 98, mi dice il mister, quindi insomma sei giovanissimo, in prospettiva. Tu sei del? 97, parla vicino al microfono. Fabrizio ti chiami? Marchese 2 gol. 2 gol, ruolo? Centrocampista. Centrocampista, bene. Davide Mannino, difensore. Difensore, Niente gol. niente gol, va bene, ok. Andrea Di Mauro, centrocampista. Sei un 97, mi dice il mister. 3 o 4 gol. 3 o 4, quindi sei allievo allora tu ancora quest'anno, che comunque si stanno anche comportando bene, a dimostrazione che quest'anno in città di Mascalucia sta veramente costruendo un bel progetto a livello giovanile. Passiamo il microfono. Patrick Billa, centrocampista. Aspetta, non ti ho capito, scusa. Patrick Billa. Billa con la B, bene. Gli Centrocampista. occhiali sono i tuoi, li metti anche in campo? No. Ah, benissimo. ok. Centrocampista 6 gol. 6 gol, mica male. Passiamo all'altro microfono. Andrea Spina e sono il portiere. Ah, bene, giustamente. Gol, Quanti Gol, gol hai subito quest'anno? È stata una difesa importante. Diciamo che ci siamo comportati bene anche in difesa. Ne hai parato rigori? Hai parato 4 rigori? rigori. 4 rigori fa prima squadra juniores. Ecco, prima squadra, perché ho saputo che hai debuttato anche in prima squadra, quindi la juniores ti serve per migliorare il bagaglio tecnico, che poi giustamente in prima squadra ti serve, perché anche il campionato di prima categoria è sempre un campionato importante. Io, chi è il capitano di voi? Ecco, passiamo un attimo al microfono al capitano che parla a nome della squadra. Com'è questo gruppo? Si comporta bene? Siete amalgamati? Avete Sì, è un creato una bella atmosfera negli spogliatoi? Sì, è un gruppo molto unito in tutti gli ambiti.
ci comportiamo... Parla al microfono però. Sì, siamo una squadra molto unita e quindi crediamo molto in noi stessi e sicuramente... Che lavoro sta facendo il mister? Buono? Vi dà dei giusti suggerimenti sicuramente? È cattivo oppure è anche uno che entra nella vostra mentalità? È un mister che entra anche nelle nostre mentalità, sa essere sia duro, certo, ma anche molto, cioè con noi molto gentile in tutti... Perfetto. Ragazzi, io vi faccio in bocca al lupo, mi raccomando, attenzione perché i playoff sono sempre molto difficili, perché si può arrivare da primi in classifica e poi perdere con una squadra che per miracolo è riuscita a entrare nei playoff, quindi mi raccomando, sempre attenzione. Siamo nel momento finale, in chiusura, salutiamo chiaramente il nostro Alessio Patti, commentatore ufficiale del Calcio a 5. In bocca al lupo. Una buona settimana a te e a tutti i nostri telespettatori. Uno in bocca al lupo al mister che con la sua squadra PGS, che lui è allenatore a calcio a 5 a PGS, sì, PGS ha uno scontro importantissimo per il primo posto questa settimana. Benissimo, allora un saluto e un in bocca al lupo naturalmente alla mister Trigomi, con lui chiaramente vediamo di trovarci di nuovo con una posizione ancora più importante nelle finali regionali, ok? E il saluto finale va anche naturalmente a Cosimo Montalto, che è stato nostro ospite, con lui abbiamo parlato dall'eccellenza interregionale sino addirittura al campionato di prima categoria, che lo vede protagonista nel Tre Castagni. In bocca al lupo. Grazie mille, grazie, buonasera. E naturalmente anche a te omaggiamo l'ingresso per lo spettacolo Stomp che si svolgerà al Teatro Metropolitan di Catania l'11 e il 12 di marzo. Spettacolo interessantissimo, anche quello uno spettacolo ideale per caricarsi in vista del finale di campionato. Perfetto. Il saluto ultimo, e su questo chiamo anche l'applauso dei giovani ragazzi del Città di Mascalucia, alla nostra Federica Di Benedetto. Sì, auguro un buon inizio di settimana a tutti e a tutti i telespettatori e un buon fine serata, diciamo. Perfetto, grazie a Federica. Con lei, insieme anche all'altra penaltina Giulia Bonaccorsi, ci rivedremo naturalmente sempre qui su Sesta Rete a partire dalle 19:30 domenica prossima. Arrivederci.